Bentrovati, eccoci qua, pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui, come ben sapete, cerco di rispondere alle vostre curiosità storiche. Dunque, cuffia, microfono, Davide Savelli, ok, tutti gli oggetti che mi servono sono qui a mia disposizione. Davide, di cosa parliamo quest'oggi? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Oggi, professore, bisogna decretare i vincitori del quiz che, ricorderà, abbiamo lanciato qualche settimana fa. Già, il quiz. Allora, per prima cosa le chiedo di ripetere la domanda che aveva posto e dare poi una risposta esaustiva. Allora, dunque, la domanda era... Naturalmente devono sempre essere domande a cui non si possa rispondere facilmente cliccando su Google, ecco. E quindi la domanda era: c'è stato qualcuno in passato che ha avuto occasione di dire o di scrivere «I miracoli non fanno la santità, la dimostrano soltanto». E questa stessa persona un'altra volta ha avuto occasione di dire, riferendosi a pressioni che subiva, però non possono costringermi a trasformare il quadrato in tondo. E io avevo chiesto chi poteva appunto essere che faceva questa battuta contro i miracoli, e sarebbe bellissimo adesso poter dire nessuno ha risposto e adesso ve lo sveliamo noi. Invece mi pare di aver capito che più di uno, vero? Dopo daremo ecco, conto dei vincitori. Comunque, chi ha scritto queste cose è un frate francescano del XIII secolo che si chiamava Tommaso da Celano e che è il primo biografo di San Francesco, che ha scritto diverse opere su San Francesco, non perché volesse lui, ma perché non erano mai contenti di quello che scriveva, e che in questo contesto ha fatto queste affermazioni. Dunque, com'è la situazione? Tommaso da Celano viene incaricato dal Papa di scrivere la vita di San Francesco subito dopo la canonizzazione. San Francesco è stato santo subito, è stato canonizzato fulmineamente, una cosa che non era mai successa. Quindi subito dopo la sua morte viene canonizzato e nel giro di pochissimo tempo Tommaso da Celano si mette al lavoro e scrive la vita di Francesco. E oltre a scrivere tante cose che ha radunato di cose accadute a Francesco mentre era vivo, racconta anche alcuni dei miracoli compiuti da Francesco. Miracoli finché era vivo e soprattutto miracoli compiuti dopo la morte, perché una caratteristica dei santi cristiani è proprio che possono fare miracoli anche mentre sono vivi, ma la cosa fondamentale è che li fanno da morti e quindi ci si rivolge a loro per avere la grazia e la grazia si ottiene. Allora, Tommaso da Celano, nella sua vita di San Francesco, elenca 7 miracoli compiuti personalmente da Francesco mentre era vivo e 39 verificatisi dopo la sua morte, che a noi potrebbero sembrare abbastanza. Invece già lui sapeva che lo avrebbero criticato perché ne aveva messi troppo pochi. Ed è in quel contesto lì che dice: io non li ho messi tutti, anche perché comunque i miracoli non fanno mica la santità. La attestano, sì, la dimostrano, ma non sono loro che hanno trasformato Francesco in un santo. Chiariamoci, non l'ha inventata lui la frase. Girava già nella letteratura cristiana, il primo che l'ha detto è Papa Gregorio Magno, molti secoli prima, e è assolutamente poi una cosa verissima, oggettiva, teologicamente corretta, però detta in quel contesto sapeva di scusa. E infatti Tommaso venne criticato, troppo pochi miracoli. E noi lo sappiamo perché subito dopo gli hanno chiesto anche di fare una versione abbreviata della sua vita e lui la fa dicendo sì, perché ci sono quelli che non sopportano le opere troppo lunghe e quindi mi è toccato. Era uno piuttosto malmostoso, Tommaso da Celano, insomma, e così si infastidiva facilmente. Mi è toccato farla più breve, ma pur benché sia più breve ci sono già più miracoli, il che dimostra che evidentemente appunto l'avevano sgridato, ecco. Dopodiché arrivano poi, su richiesta dell'ordine, arrivano un sacco di testimonianze di gente che si mette a scrivere dicendo: io mi ricordo quando Francesco ha detto quella cosa, mi ricordo quando è successa quell'altra cosa. Insomma, ad Assisi, dai frati, si accumula un enorme schedario. E a questo punto a Tommaso dicono: Tommaso, vedi quante notizie nuove sono arrivate, che non c'erano nella tua biografia di Francesco. Quindi mi dispiace, tocca rifare tutto. O perlomeno fare una bella grossa aggiunta. E Tommaso si rimette a scrive un'altra opera a completamento
della prima, molto più lunga. Quando ha finito gli dicono: Tommaso, non ci stanno abbastanza miracoli, ne devi mettere di più, perché ci risulta c'è una marea di miracoli che sono arrivati e che tu non hai messo. Inoltre si capisce da quel che lui scrive poi che c'è anche chi dice: ma non è vera quella cosa che hai scritto, io me la ricordo diversamente. Per cui Tommaso scrive un'aggiunta che noi chiamiamo il Trattato dei Miracoli, finalmente, ma in pratica è l'ultima parte dell'opera dedicata ai miracoli. Dice che l'ha fatto perché è stato scocciato da un sacco di gente importuna e perché ha dovuto obbedire agli ordini e che gli hanno chiesto tanti cambiamenti, ma che le cose uno se le ricorda in un modo e un altro in un modo diverso, che se ne facessero una ragione. E alla fine dice appunto: non possiamo inventare ogni giorno qualcosa di nuovo e trasformare il quadrato in tondo. Ok. A questo punto poi ci sarebbero le mie domande a cui lei vorrà... Ecco, non sveliamo ancora, vero? I vincitori sveliamo tutto alla fine, giusto? Sì, Giustissimo, sì. certo. Ecco. Sì, mi sa che tocca a te adesso. Sì, allora, dunque, io però non sono lei, professore, quindi ho un po' di difficoltà, però ci provo. Il nome del patriota italiano che ha ideato la Reading Room della British Museum Library. E poi la seconda domanda era: con quale pseudonimo si firmava Vladimir Ilyich Ulyanov per accedere a questa Reading Room? Okay. Qualcosa mi dice che la risposta alla prima domanda non è Garibaldi e la risposta alla seconda non è Lenin. No, esattamente. Allora, il patriota in questione è Antonio Panizzi di Brescello, provincia di Reggio Emilia, un giovane che si laurea in giurisprudenza all'Università di Parma nel 1818 e, come i giovani di allora, aveva una grande passione per gli ideali di libertà, gli ideali repubblicani, di unità e di indipendenza. Secondo me per gli ideali di libertà anche i giovani di oggi una certa Sì, passione ma io ce credo l'hanno, assolutamente che alcuni di questi ideali siano quasi immortali, diciamo. Altri vengono magari un po' distorti, ecco, o si adattano ai tempi. Comunque, insomma, giovane Panizzi si avvicina agli ambienti liberali, carbonari dell'Italia settentrionale, aderisce ai circoli clandestini, no? Contro i regimi assolutisti, il dominio austriaco, ma anche il Ducato di Modena, perché appunto Panizzi era un suddito di Francesco IV d'Este, duca di Modena. Sì, anzi quei principi padani lì erano i peggiori. Erano i peggiori, tiranni, la polizia di quei personaggi lì non scherzava. Tant'è vero che quando esplodono i moti del 1820-21, insomma, Panizzi si trova invischiato, è accusato di appartenere alla carboneria, di cospirare contro il governo estense e finisce nei guai. Viene avviato un processo contro di lui per, leggo, lesa maestà e aderenza alle 7 proscritte, perché poi Panizzi, costretto alla fuga, all'esilio, diciamo, scriverà e pubblicherà un libro con un titolo analogo denunciando tutti gli abusi subiti. E cosa curiosa, tra l'altro, lo scrive e viene stampato in Svizzera, però poi nel volume che io ho potuto sfogliare c'è scritto che è stampato a Madrid. Cosa curiosa, credo fosse una forma di depistaggio. Sì, perché le cose proibite venivano spessissimo stampate in modo fittizio, appunto, con degli indirizzi falsi. Questa è una cosa che comincia già con la riforma protestante, quando i protestanti stampano i libri proibiti nei paesi cattolici, libri sovversivi che nessuno deve leggere, tipo la Bibbia tradotta in italiano, per esempio, ecco. Allora spessissimo ci sono infatti delle indicazioni completamente fittizie. Fanno finta di averle stampate in Olanda, mentre invece è una stamperia clandestina a Roma che l'ha stampato. Quindi Panizzi, per sfuggire all'arresto, va prima in Svizzera, poi in Francia e poi, come molti altri patrioti del tempo, finisce a Londra. Nel 1823 a Londra si arrabatta con lavori occasionali, viene aiutato a un certo punto da Niccolò Foscolo de Tugo e da lì a poco, nonostante abbia sempre avuto un accento terribile, proprio l'accento emiliano, basta vedere oggi tutti noi italiani abbiamo sempre tuttora un accento terribile. Insomma, a un certo punto, grazie alle sue conoscenze, sicuramente alle sue capacità, viene assunto dal British Museum con la qualifica di Keeper of Printed Books, quindi custode, diciamo, guardiano dei libri stampati.
Tra parentesi aggiungo che sono andato a cercare, perché ovviamente se io leggo Keeper of Printed Books mi viene da pensare che ci sia anche un keeper dei manoscritti, no? Dei incunaboli, non so. E infatti c'è Sir Frederick Madden, il custode dei manoscritti, che non sopportava Panizzi. Infatti c'è tutta una polemica che poi, vabbè, non divago. Comunque, come dicevo la volta scorsa, all'inizio degli anni 50 dell'Ottocento la biblioteca del British Museum ha bisogno di allargarsi e a Panizzi viene l'idea di far costruire nel cortile centrale, che era uno spazio aperto, una reading room di forma rotonda, ovale, ispirata al Duomo del Pantheon. In 3 anni viene realizzata, costruita, è un'opera eccezionale, un capolavoro dell'epoca. Scusa, io non ci ho mai lavorato in quella biblioteca lì, è tuttora lì nella British? Sì, è a Bloomsbury, vicino a Russell Square, è un posto bellissimo da visitare, come tutto il British Museum. E la sala apre nel 57, viene visitata il primo giorno da 62.000 visitatori e ovviamente coloro che poi volevano utilizzarla per fare ricerche eccetera dovevano fare una richiesta per iscritto e ricevere un admission ticket, un biglietto di ammissione, un tagliando dopo il Covid le nostre biblioteche sono avviate tutte trionfalmente sulla stessa strada. Esatto. Devi prenotare prima, ricevere conferma e così via. Una roba, guarda, non perdo occasione per dirlo, perché è una cosa vergognosa contro cui sarebbe ora che si cominciasse a reagire. Ok, e io continuo invece dicendole che tra questi che fanno richiesta di questo admission ticket, tanto per citare qualche nome, c'è Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, Karl Marx, ma anche Engels, Mazzini, Alexander Herzen, Oscar Wilde e Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, che però si firmava con uno pseudonimo che era quello di Jakob Richter. E così ho risposto. Questa è la domanda. Io non voglio mettere nessuno in imbarazzo, ma come facciamo a sapere che questo signore che firmava Jakob Richter era Vladimir Ilyich? A quanto pare c'è proprio un tagliando e lui lo ha in qualche modo lui ha messo confessato. Il suo nome vero e poi ha detto io però uso questo pseudonimo. Probabilmente lo ha confessato a qualche parte o l'ha utilizzato in un altro contesto. Questo però è una bellissima domanda da l'eccellente storico. Che ci rispondano adesso. Adesso ci devono trovare anche questa cosa qui. Comunque, insomma, nel 1997 questa parte, diciamo, dei libri del custoditi viene poi trasferita in un nuovo edificio a St. Pancras, che è attualmente la New British Library. Io lo ricordo con affetto perché poi in quegli anni lì, tra il 97 e il 98, ho scritto un piccolo reportage per una rivista che nessuno forse più ricorda, che era Diario della Settimana. Ah, certo. Con diretta da Enrico De Aglio e il compianto Renzo Foa. E ho avuto il privilegio di visitare le 2 grandi biblioteche che sorgevano in quel periodo. Una era la BNF, la Biblioteca Nazionale di Francia, François Mitterrand, nel 13° arrondissement, che ha queste torri, no? Queste 4 torri aperte come se fossero dei libri, insomma un edificio stupendo, e poi anche la biblioteca di St. Pancras a Londra, che non era nemmeno ancora stata aperta al pubblico, era stata inaugurata dalla regina ma non era ancora. Sai che la BNF, la Biblioteca Nazionale Francese, quella nuova, la François Mitterrand a Tolbiachi, ci sono stato una volta sola in vita mia, molti anni fa. Essendo la prima volta bisognava fare tesserino, fotografia, tutto quanto, entri passando 1000 controlli, dopodiché ho lavorato lì benissimo, devo dire, poi dovevo uscire, da che parte si esce, mi sono perso totalmente. Poi ho premuto, ho spinto una porta che non avrei dovuto spingere, mi sono trovato in una specie di giardinetto, da lì c'era un'altra porta e mi sono trovato in strada. Sono uscito senza avere ripassato la tessera negli appositi, per cui secondo me loro pensano che io sia ancora lì, cioè non sono mai uscito ufficialmente da quella biblioteca. Allora, io aggiungo anche che recentemente invece sono stato a Londra e siccome mi serviva un libro che incredibilmente hanno solo alla British Library, a riprova di quanto detto in qualche puntata fa, che comunque non tutti i libri anche oggi sono facilmente reperibili o consultabili online, la maggior parte probabilmente sì, ma non tutti. Ecco, quello che cercavo io no, e mentre attendevo, questione che in un'ora avevi fatto tutto perché sono efficientissimi, però mentre attendevo che mi venisse consegnata la copia in consultazione, gironzolando vicino a quel grande monolito di vetro e libri che diciamo è l'installazione centrale di tutta la nuova British Library, a un certo punto mi sono imbattuto in un bellissimo busto
in marmo di un austero signore che senza alcuna didascalia aveva solo il nome Sir Anthony Panizzi, perché non c'era bisogno di altro. L'hanno anche fatto cavaliere. Esatto, assolutamente. E ora, dopo questa mia lunga risposta, purtroppo non al livello del magister, diciamo chi sono gli ascoltatori e le ascoltatrici ad avere risposto correttamente per primi. Allora, premessa, siete state bravissimi e bravissime. Le domande non erano semplici, a meno che uno già non le conoscesse, occorreva fare qualche ricerca. Poi c'è anche qualcuno che si è, credo, affidato all'intelligenza artificiale e, lo dico, ha fallito. Comunque, il primo ad averci provato è stato Luca da Trento, con una raffica di messaggi di primissimo mattino. Ha correttamente indicato Tommaso da Celano, Antonio Panizzi, ma poi è caduto nel tranello, primo a cadere di tantissimi, indicando Lenin come pseudonimo e non Jacob Richter. Poi è arrivato Roberto, questione di minuti, che in sequenza ci ha indicato correttamente i 3 nomi richiesti: Tommaso da Celano, Panizzi, Richter. Complimenti Roberto, che non ci ha scritto da dove ci ha risposto, ma Roberto è il primo assoluto nel nostro quiz di Natale. Quindi abbiamo un vincitore, complimenti a Roberto. Si classifica invece al secondo posto, e sempre per una questione di minuti, una nostra antica conoscenza, la professoressa Francesca da Follonica Grosseto, questa volta senza, ricorderà, l'ausilio dei suoi studenti, che precisa: essendo di origine reggiana, ho sempre studiato nelle sale della biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Vabbè, ma qui è la solita lobby emiliana e romagnola. Tutto colpa mia. Appunto. Sono ovviamente poi molti coloro che rispondono solo a una delle domande, chi ha la sua professore, chi ha la mia. Non le leggo perché comunque ce ne sono arrivate tipo 350 nel giro di un paio d'ore. Però proseguo dicendo che terza classificata assoluta è Anna Maria da Milano, che scrive: dubito di essere la prima, ma è stato comunque divertente fare una piccola ricerca. Ed è proprio la filosofia di questo gioco, Anna Maria, quindi davvero grazie. Medaglia di legno infine ex aequo per Federico, precisissimo devo dire, ha inviato persino il numero della richiesta protocollata del signor Lenin alias Richter alla reading room. Le fonti d'archivio. Quindi Federico saprà risponderci anche a quell'altra questione. E per Matteo da Baveno, che aggiunge: ne approfitto per ringraziare il professor Barbero e Davide Savelli e tutto lo staff per questo meraviglioso programma. E noi ringraziamo lei e tutti tantissimi che ci hanno rivolto incoraggiamenti e che hanno voluto partecipare. Poi c'è anche qualcuno che invece ci ha provato. Diciamo che vorrei dare un po' di spazio anche a quelli che l'hanno buttata lì, diciamo, proponendo padre Ernesto Bonaiuti in risposta alla sua domanda, oppure Alessandro Manzoni o Papa Roncalli, Tommaso d'Aquino, Niccolò Machiavelli o addirittura Pierre-Joseph Proudhon o Blaise Pascal. Qualcuno invece ha risposto alla mia domanda sullo pseudonimo di Vladimir Ilyich Ulyanov suggerendo Stalin. Beh, surreale, sarebbe stato bellissimo se avesse deciso di chiamarsi Stalin. Sì, sarebbe veramente stato... Infine ci sono quelli che invece si sono affidati mani, piedi e non so cos'altro all'intelligenza artificiale. Qualcuno lo dichiara apertamente, altri invece no, ma le risposte coincidono in modo, direi, inequivocabile. Ve ne do un po' conto qui, senza fare i nomi di tutti coloro che sennò ci mettiamo... Vabbè, comunque, a dire che i miracoli non fanno la santità, la dimostrano soltanto, eccetera, eccetera, non è stato Padre Pio. E neppure Bonincontro Morrigia narrando la vita di San Gerardo di Tintori, che forse lei saprà dirmi chi è, ma comunque, e nemmeno Erasmo da Rotterdam, Suor Bernadette o Teresa di Avila. O meglio, è possibile che anche loro abbiano ripreso citato la frase i miracoli no, ma non hanno mai detto non potete costringermi a trasformare il quadrato in tondo, è lì che casca l'asino. E davvero, per concludere, c'è un altro nome che è stato erroneamente indicato più e più volte al posto di Tommaso da Celano, e lo svelo leggendole il messaggio di un ascoltatore che mi pare veramente paradigmatico, Diego, che in merito alla nostra teoria che le domande proposte non fossero facili da googolare, ci ha scritto con tono perentorio, leggo: guardate, vi avviso, usando ChatGPT ci si mette un secondo a scoprirlo. Forse non con Google, ma con l'intelligenza artificiale. Veramente sì, un attimo. La risposta alla domanda del professore della puntata 82 è Pierpaolo Pasolini.
Evviva, ma ti rendi conto che abbiamo fatto un'opera qui di civiltà? Sì, dimostrando sì, che bisogna ancora stare un pochino attenti prima di affidarsi. Magari poi impara l'intelligenza artificiale, basta correggerla, insegnargli. E comunque la vecchia regola di verificare le fonti, di fare almeno un controllino incrociato, direi che è sempre valida. Detto tutto questo, tutti quelli che hanno accumulato invece, al contrario di Diego, che si consideri sgridato, ma tutti gli altri invece, specialmente i primi 3, non vincono niente, vero? Avevamo detto così? Avevamo detto che i vincitori non vincevano niente, se non la gloria sempiterna di avere primeggiato. Però dai, è Natale, allora è una sorpresa. Non vi diciamo quale, ma una sorpresa in realtà la riceverete. Non lo diciamo, ma lo verrete a sapere. E allora, tempo scaduto. Quindi... Ed è proprio il caso di dire tanti auguri. Tanti auguri, buone feste e buon Natale. A presto. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Project Manager Marco Paltrinieri. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio del suono Mattia Licciotti. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri videomessaggi in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!